Buonasera. 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 Bellissimo pubblico. Salve, salve. Beh, siamo qua riuniti, ma perché? Cioè, io ero là che mi stavano toccando e qualcuno mi ha spinto qua dentro. Che devo dire qualche cosa? Quindi sei una cosa spinta? No, niente. Cioè, no. mi hanno portato fino a qua di forza. Non so se l'avete visto. Ci sarà un motivo. Quello là va rinchiuso in un manicomio. Assolutamente. Ok, ora non lo so, volete suggerire? Buonasera! Buonasera, grazie. Bene. Possiamo darle un suggerimento? Mi dia un suggerimento, mi dia. Perché ad esempio non presenta Hospital Show? Ah, ecco, allora facciamo così. Signore e signori, faccio finta che entro da me. Da te. Ok, scusate, però da te. mi raccomando, io sono sensibile. Ho bisogno di applausi forti perché sennò non mi gaso. Allora, lo rifacciamo però, dai. Allora, scusate, aspetta, arrivo, facciamolo bene. Signore e signori, buonasera e bentrovati all'Hospital Show, seconda edizione, quarta puntata. Ecco, questo sì che era un applauso. Scusa, È la quinta. Puoi fare di nuovo il rientro? È la quinta. Di nuovo? È la quinta? Sì, però non fa niente. Capisco che il tempo passa velocemente. Ci fidiamo di te. Dai, correggiti. Guarda. Ecco. Siamo alla quarta barra quinta. Okay. Esatto. Perché praticamente andrà di seguito alla quarta, no? Bravissimo. E quindi siamo alla quinta. Ti sei ripreso, dai. Mi sono ripreso. Aspetta un attimo che mi riprendo. A te piace la quinta? Che è? La quinta ti piace? La quinta, O preferisci sempre. una terza? Guarda, siamo alla quinta. È bellissima con un bellissimo pubblico. Poi fatelo. Stasera è in mena di applausi. Però non fate partire Il quello nostro finto, pubblico. è quello vero questo qua. Sì, ma Benissimo, ora io sono qua, abbiamo presentato Hospital Show, perfetto. E poi C'è uno sgabello accanto a te. c'è... Ah, ok, grazie, Serve- veramente. Non è per te, non è per Ah, te. no! Servirà a qualcosa. Ecco, ma io c'ho uno sgabello in mezzo al Non è palco, stata sai. una nostra gentilezza. Quindi c'è uno con la chitarra, Non lo so. o uno che sei stanco. o Non può Sì, essere anche uno- uno stanco. Sai così, vabbè. Pre- Allora, presente. signore e signori, quello stanco! Che ha un nome e un cognome. Perché ha un nome? Non l'ho capito, perché non ora glielo chiedo. Ecco, bravo. Dico, ma scusa, come ti chiami tu? Chiediamolo, dai. Glielo chiediamo? Glielo chiediamo. Vabbè, allora lo faccio entrare, lo spingo io. Spingi tu. Vabbè. Arrivo se lo- che lo spingo io. Guarda che se un lo attimo, tocchi- un attimo. Pare. Signore e signori, Ignazio Lacolla! Eccolo qua, allora, hai capito perché c'è lo sgabello? No, per mia, io no, vero? Cioè io non mi posso riposare. Vabbè, a una certa età ci vuole lo vi lascio con Ignazio, ciao. Lasciaci. Vi lascio, sì. Ciao cari, Ciao, come ti chiami? io mi chiamo Ignazio Lacolla. Da dove vieni? Vengo da Londra, provincia di Alcamo, sì. Ah, ok. Sì, Cosa proprio ci fai? sotto. Cosa fai stasera qua? Questa sera non lo so, mi hanno spinto qua sopra, ma io casualmente mi sono portato una base, casualmente mi sono trovato un microfono, casualmente insomma Casualmente mi sei sono qui. trovato sul palco, che dovevo fare? Quindi casualmente canti. Ma sì, dai, canto, che E dovevo allora fare? facciamo cantare Ignazio, dai. Vai Gianni. Vorrei fare risplendere di luna ogni lampione,
Vorrei far diventare una risata ogni prigione. Vorrei magari crescere, però senza invecchiare. Vorrei vivere davvero fino all'ora di morire. Vorrei svegliarmi senza fare i conti con le ore. Vorrei alzarmi presto e non dover mai dormire e ridere senza mai sapere la ragione. Che ogni momento bello durasse a non finire. Vorrei che stanotte non finisse mai, che ste parole le sentisse pure lei. Se sta chitarra avesse ali volerei. Vorrei che stanotte immensa fosse, lo sai, che sta mia voce avesse fiato fino a lei. Se strada fossero ste corde, correrei. Vorrei sapere amare e non sapere mai odiare. Vorrei a disposizione un po' di vento e un po' di mare. Vorrei poter campare solo di pioggia e di sole. Vorrei trovare le cose e non doverle mai cercare. Vorrei non aver mai paura di sbagliare. Vorrei non aver mai la fretta di imparare. Vorrei felicità senza perché e senza ma. Far solamente sempre tutto quello che mi va. Vorrei che stanotte non finisse mai, che ste parole le sentisse pure lei. Se sta chitarra avesse ali volerei. Vorrei che stanotte immensa fosse, lo sai, che sta mia voce avesse fiato fino a lei. Se strada fossero ste corde, correrei, volerei. Bravo! Grazie, grazie. Che faccio? Discendo? Sì, vieni Sì. qui. Sì, sì, Benissimo. scendi, vieni con noi. Lascia Scendi. il microfono a Luigi, dai. Chi è lui? Sì. Vieni, Luigi, Vincenzo. Perfetto, perfetto. Ignazio Bene, a Lacolla. questo punto abbiamo un altro giudice, Ignazio Lacolla. Benissimo. Questo lo togliamo perché a me Non serve. Ciao non serve. Vincenzo. No, insomma, non serve. Mi riposerei un attimino, mi siedo. No. Va bene, allora, signori e signori, adesso io vado a presentare coloro che ci hanno truccato e parruccato. Ah, Li sì, vado sì. a prendere. Facciamoli entrare, facciamoli Li vado a entrare. prendere, arrivano. Andiamo nel futuro. E allora ringraziamo sempre la Futura per farci diventare ogni settimana così belli. Il Hanno tolto problema- la voce alla nostra infermierina. Sì, sì. Perché? Soprattutto Luigi. Volevi dire Vabbè, qualcosa? a me non mi hanno fatto niente, Niente, non mi hanno toccato, io ho detto per favore lasciatemi stare, i Per come capelli sono. mi piacciono così come sono, il trucco, esco da casa così, ci mancherebbe altro. Vero? Va bene, ci No, hanno, non è vero, non ci è hanno vero. accompagnato in tutte queste puntate, devo dire che hanno fatto un lavoro veramente ottimo, quindi li ringraziamo. Bravo. A questo punto vorrei dire tutte le sedi di questa associazione, di questo ente, sì, Arte e Mestieri. Arte e Mestieri è una scuola professionale che si occupa appunto di estetismo, parrucchismo e cuochismo anche. Va bene. E vediamo quali sono queste sedi. Allora, le sedie, c'era uno sgabello qua, ma l'hanno tolto, però le sedie sono direttamente ad Alcamo, e lo sapevamo questo, Trapani, Mazzara, Castelvetrano, Misterbianco, Gela, Niscemi, Agrigento, Casteltermini e Lercarafriddi. Posso dirti una cosa? Hai fatto Sì. bene a dirci dove sono le sedi? Perché quando siamo in giro a fare le serate Possiamo approfittare. Infatti. appoggiarci e alle uno sedi. con tutte queste sedi si va a sedere là, si va a sedere, dice mi trucchi, mi No, forse
Scusa, vuoi fare capire a Vincenzo che non Parliamo- sono le 6:10? No, Le sedi. le 6:10. Non abbiamo capito niente, va dimmi. Va bene, grazie. Veramente, come si fa? Complimenti, complimenti. Allora facciamo un'uscita, intanto un inchino a questo pubblico, un inchino a noi e anch'io lo faccio a voi perché insomma mi avete sempre trattato bene, devo dire, sono pure gentili, brave, perché stasera non c'è nessun maschietto, ma solitamente c'è qualcuno, quindi un bell'inchino, eccoci qua. E allora, prego, possiamo andare via giù dal palco. Bene, a questo punto, vieni cara mia infermierina, sei infermiera generica? Infermiera. Normale. Punto, normale. Bene, signori e signori, cominciamo il talent show con il primo concorrente. Io vi dico solo il nome e poi farete tutte le domande del caso. Lui è Davide. Un applauso. Grazie. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Ciao. Ciao. Mangiato Davide, sì? No, ancora no, veramente. Ah, Si il mangia microfono- dopo che si canta. Dopo che assolutamente. bravo, Hai fatto bene a ricordarcelo. Volevo capire se rappresenti qualche società che si occupa di abbigliamento. No. No, no, Maurizio, no. No, era solo una mia curiosità. No, vuole dire che è piccolino, è piccolo. Ah, quello è sì. Nico, è siciliano. Nico. Nico, Ecco. ok. Allora, Davide come? Giangrasso, Da dove vieni? da Bagheria. Bagheria. Magari ci hanno fatto pure il film, cioè voglio dire. Non è A che- Bagheria. ho capito. Abiti nella villa dei mostri, no? No. Ok, Davide, Che cosa fai, Davide? Interpreto un brano di Albano Carrisi, Nel sole. Aspetta. Ok, ne abbiamo bisogno di sole, va bene, bravo. Grazie. Ma perché questa notte alle ore più lunghe che non bastano mai, ma perché ogni minuto dura un'eternità, quando il sole tornerà e nel sole io verrò da te, un altro uomo troverai in me e che non puoi più fare a meno di te, quando il sole tornerà e nel sole io verrò da te, amore, amore, corri incontro a me e la notte non verrà mai più. Ma perché? Ma perché i miei pensieri sono sempre gli stessi e non cambiano mai?
ma perché anche il silenzio sta parlandomi di te. Quando il sole tornerà e nel sole io verrò da te. Amore, amore, corri incontro a me e la notte non verrà mai più. Grazie. Davide, che fai nella vita? In cerca di prima occupazione. Come tutti, guarda, anche noi, non immaginare. Esatto. Guarda Allora, che la Davide- concorrenza è agguerrita su Qua quel l'unico campo. che lavora è Ignazio, quindi Allora, Davide, devo dire. Ma guarda, a me ancora non mi hanno avvertito di queste cose. Non è che, insomma. Lavoro in nero, no? Ma sì, 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 assolutamente sì, però non so chi sia al posto mio, deve essere qualcuno che mi somiglia evidentemente. Va bene, complimenti. Grazie. io se Complimenti. Ignazio ha qualcosa da dire? No, no, notavo una notevole estensione, comunque è molto, ha una bella voce sto ragazzo, veramente. Bravo, Allora, io bravo. se non ricordo male, tu già sei stato concorrente. 2 anni fa ho partecipato. 2 anni fa. E Però ho cresciuto portato un comunque. altro genere di canzone. In questi 2 anni sei cresciuto comunque. Sono cresciuto sia artisticamente che anche metralmente. Ho preso 10 centimetri. Hai preso 10 centimetri in 2 anni. Ma come hai fatto, scusa? Non mi puoi Pure dare di qualche- No, ho Piede, dovuto pure di fare piede. una cura per via della schiena. Comunque, niente. Allora, ora ci vediamo dietro le quinte perché io ne ho Vuole sapere bisogno. qualcosa lui. Ma scusa, Maurizio, come? Comunque di Noi siamo di piede hospital è e cresciuto dobbiamo andare di dai più. concorrenti per fare la A cura. volte ci sono ospedali più avanzati. Dove i rispetto a concorrenti Certo. ecco. Io ho un 30 centimetri ho bisogno, dico Senti, 4 anni ce la faccio. Stiamo parlando di statura, giusto? Sì, appunto, volevo sapere. Adesso io presenterei il prossimo concorrente e vi dico una cosa sola, non vi dico il nome, vi dico cosa fa. Poi il nome li chiede, ogni tanto dico che il nome, certe volte dico il cognome, Sì, ma certe cosa volte fa? dico di che colore c'ha i capelli, Ho se capito. c'ha gli occhiali, se è uomo, se è donna, se che ne so, Fermati. Cosa fa? che ne so, se è di Terrasini, se è di Partinico, se è di Alcamo, questo volevo dire. Ho capito. Cosa Bene fa? signori, lui fa, balla. Ah, cosa fa qua? Sì, e allora signori e signori, il ballerino. Eccolo qua. Io lo farei entrare. Prego. Ah, balla con lei, fanno un ballo di Balliamo coppia. insieme, hai visto? Magari. Cioè, nel Eh senso... sì, guarda. Tu vuoi ballare con lei? Perché no? Ok. Allora, solo Siamo un'informazione. Calogero, vuoi che le domande te le facciamo ora O o dopo quando hai il l'esibizione? fiatone? Quando hai il fiatone è più bello, Maurizio. Col fiatone, Col fiatone è più bello. Col televisivo, fiatone che più viene meglio. televisivo, Allora, più televisivo. via. In bocca al lupo. Lo sai perché? Lo sai perché? Scusate, non mette la base, perché si vede che non balla in playback. Assolutamente, ballare in playback è difficile. difficilissimo. È veramente difficile. Va bene, via all'esibizione. Un po' di fumo che non fa mai male. And I'll fall on my knees to evoke some empathy. Danger will follow me now everywhere I go. But this tired mind just wants to be let home. Prepárese mi gente para gozar. La sonora carruseles le va a tocar.
Aspettiamo che arrivi il microfono, eccolo, tempestino. Bravissimo, complimenti. Grazie. Ora facciamo Allora, le domande col fiato. Ti chiami? Calogero. Calogero. Io ti volevo fare solo una domanda. Soffri di dolore alle articolazioni? No. Sì, c'ho un Perché ho problema visto al che piede. ti davi dei colpi sulle ginocchia, dico se... Ah no. Questo ballo è così. Ah, bisogna darsi colpa nei ginocchia. L'hai Esatto. coreografato Anche tu? perché mi dà anche la grinta, quindi. È una tua coreografia? Cosa? È una tua coreografia? No, è stata montata da un mio maestro. L'ho fatta per me, E ovviamente. il tuo maestro quindi si una pure colpa nei Sì. ginocchia? Ok. Ma da dove vieni? Io da Alcamo faccio parte del gruppo Sirio, la Ok. scuola di ballo Sirio Fitti Dance. Quanti anni hai? Io ho quasi 21, 20. E nella vita che fai oltre a ballare? Lavoro, faccio l'animatore. Ma no, va ti- Finalmente uno che Lavori? Fortunello. Ricoveriamo. Fortunello. Ignazio, se hai qualcosa... Vabbè, io ho sempre difficoltà a giudicare qualcosa che non saprei fare mai, quindi per me è stato bravissimo. Grazie. Ma senti, hai iniziato col classico o semplicemente questo? Ho iniziato con tanti stili, cioè. Liceo scientifico. No. No, ho iniziato tanti stili, pop, poi passato Ah, al sì, classico, ho vabbè, fatto vabbè. anche. Quindi poi ho Però deciso lo sai un che stile. per fare insomma il vero ballerino ci vuole sempre una base di Certo. danza classica che nessuno Certo. vuole fare, Sì, perché quello- c'è da farsi il mazzo veramente. Generalmente questo tipo di ballo, visto sempre la coppia, come mai tu invece ti esibisci da solo per una tua scelta? O ti sei lasciato? No, perché No, praticamente poi ancora non ho trovato la Coppia ballerina. artistica. Quindi preferisco, cioè, non ballare, no? Quindi esibirmi da solo. Ah, ok. Per questo. Ma la prossima volta guarda c'è Luigi che balla abbastanza bene, potresti Esatto. Questo hospital show che ha portato su questo palco tanti talenti da condennato, quindi dall'anno scorso, quest'anno, e adesso avremo il prossimo talento che si chiama Daniele. Daniele, prego. Ciao. Perché questo ingresso così piatoso? Che succede? Ma io... Ma Ci sono problemi? sì, Ah, girano. Ah, già, non è arrivato già l'aiuto, ecco. Quindi Questa cosa Ma questo inizio io- non mi piace. che ha fatto la dialisi ora? Che c'hai? Che succede? Ma questo non è un catering, non è un catering, come si chiama? Un catering non l'avevo sentita mai, complimenti Ok. Maurizio. Anche Ok. tu ci vai bene. buonasera Fatto. a tutti, grazie. Ah, ok. Grazie mille. Ah, la carica, è la carica. ho capito. Gentili. No, questo. Ok, va bene così, sono a posto così, grazie. Grazie mille, gentilissimo. Ok. Allora, Daniele, Ok, può andare. Ti paga può andare, dopo, sì. ti paga dopo, Arrivederci. Vinci, ti paga dopo, dai. convenzionato. Buonasera a tutti, sono Daniele, in arte sono Desni e questa sera vi farò ascoltare una cover di Ultimo. Ti dedico il silenzio. Ma non la puoi fare Prima, per fallo ultimo, prima. se ce lo dicevi, ti mettevamo- Potevamo farlo anche per ultimo, sì, ma lo facciamo, gli ultimi saranno i primi, quindi. Sei terzo. Vabbè. Va bene. Sono il le primo domande- dopo i primi due, quindi. Le in domande teoria ora sono- o dopo? Preferisci ora? La cantiamo Fa una adesso? piega, Le facciamo? Ultimo. Ah, vuole cantare, dai. Canta, dai. Cioè, come fa a sapere che arriverà ultimo? C'è un'aria strana stasera, esco da casa in silenzio, tra i rumori del traffico, il telefono spento e la gente mi guarda, ma non ho niente di vero. Io che basta pensarti e già mi manca il respiro. È da tempo che lo cerco, questo tempo che mi manca. È da tempo che se penso che anche il tempo non mi basta. So quanto costa per te, ma cerco solo un motivo per sentirmi vivo e non è semplice. So quanto pesano in te quelle paure lontane, meriti anche tu posto da visitare.
strana nel cielo, esco da casa in silenzio, non è ancora neanche l'alba, ma a dormire non ci penso. Io cerco solo di capirti e la notte non si dorme. Se soltanto avessi pace saprei essere come loro. E da tempo che lo cerco, questo tempo che mi manca. E da tempo che se penso che anche il tempo non mi basta. So quanto costa per te, ma cerco solo un motivo per sentirmi vivo e non è semplice. So quanto pesano in te quelle paure lontane, meriti anche tu posto da visitare e ti dedico il rumore di queste inutili parole, un quadro senza il suo colore che è andato via a volare altrove. Io ti dedico il silenzio, tanto non comprendi le parole. Questa sera provo a farlo, questa sera io ti chiamo e tanto tu non mi rispondi, e tanto poi se mi rispondi dici che non siamo pronti ed io so quanto costa per te, ma cerco solo un motivo per sentirmi vivo e non è semplice. So quanto pesano in te quelle paure lontane, meriti anche tu posto da visitare. Oh, oh, oh. Meriti anche tu un posto da visitare. Grazie. Complimenti Daniele, ciao. Grazie, ciao. Quanti anni hai? 31. Non dico 32 perché sennò la mia ragazza dice no, ne hai 31, non li hai ancora fatti, quindi 31. Ah, hai studicchiato così? Allora, c'è un po' di teoria, ma molto autodidatta, quindi... Ho visto che comunque stavi attento ai fiati, eccetera, eccetera. Sì, diciamo che da un po' di tempo mi dedico al canto e dopo tanti sacrifici a breve uscirà il mio primo CD. In collaborazione con la mia ragazza, perché abbiamo brani insieme, abbiamo 14 brani. Scrivi, arrangi, produci? Scrivo, arrangio e produco, sì. Perfetto, bravo. Grazie. Se possiamo spoilerare, ci puoi anticipare qualcosa del nuovo CD, il titolo, Quando uscirà l'uscita? il titolo? Allora, intanto posso dirvi che l'album si intitola La storia di una vita. Okay. È un genere R&B, quindi non è né troppo rap né troppo pop. È autobiografico, un misto. almeno racconta un po' della tua vita. Allora sì, ci sono molti brani di cui parlo della mia vita, di quello che mi è successo un po' nel passato, un po' nell'arco degli anni, ma anche qualche storia comunque di qualche amico o di qualche situazione in generale che si vede un po' nel mondo, come il femminicidio, che è l'ultima canzone che abbiamo registrato proprio ieri e si intitola Lividi, quindi a breve uscirà. Già sono comunque con 7 brani su Spotify, su tutti gli store, al nome Desni, con appunto l'album che sarà completato. Abbiamo fatto un piccolo LP, ma sarà completato l'album. Okay. Scusa, un'altra domanda solo. Da dove vieni? Allora, io vengo da Aspra, che è provincia di Bagheria. Aspra. Provincia di Bagheria, provincia di Palermo. Provincia di Palermo. Aspra appartiene a Bagheria, Bagheria, diciamo, certo. tutto un comune. Un comune di Bagheria. Ok. Comunque, Va bene. complimenti. Bravo. Bravo. Grazie mille. Signore e signori, Giuliana!
fuggire via, nascondermi da tutto questo, ma resto immobile qui, senza parlare, non ci riesco a staccarmi da te e cancellare tutte le pagine con la tua immagine e vivere come se non fosse stato mai amore. Io sopravviverò adesso ancora come non lo so. Il tempo qualche volta può aiutare a sentirsi meno male, a poter dimenticare, ma adesso è troppo presto e resto immobile qui, senza parlare, non ci riesco a staccarmi di te e cancellare tutte le pagine con la tua immagine e vivere come se non fosse stato mai amore. Come se non fosse stato amore, come se non fosse stato mai. E vorrei fuggire via, vorrei nascondermi, ma resto ancora così, senza parlare, senza dirti non te ne andare, non mi lasciare tra queste pagine. E poi vivere come se non fosse stato mai amore. Come se non fosse stato amore. Già. Possiamo fare le domande? Sì, Sei tranquilla? Ti sei tranquillizzata? sì, sì. Sei Com'è emozionata? alcolizzata? Poco. No, anesticizzata. No, ho detto alcolizzata io. No. Non so cosa hai detto tu, ma io ho sentito questo. Tranquillizzata, tranquillizzata. Sì, sì. Tranquillizzata. È tranquillissima, guarda, io prima ci ho parlato pure dietro. Era Ed era tranquillissima. tranquilla. Giuliana, giusto? Sì. Vieni da? Alcamo. Ah, qua. Sei venuta da sola o sei venuta? No, con mio padre. Ah, con papà. Non lo vedevi con la coda dell'occhio, cercava sempre suo padre. No, Lo cercava guardava. tutti, ho visto che cercava di capire anche gli umori in giro. Ad esempio, la scelta del brano è dovuta perché la Pausini Perché mi piace. è la tua cantante preferita? Sì. Segui altri artisti oltre alla Pausini? No, solo. Quindi, ok. Solo Pausini. Ma quanti anni hai? Bob Sinclair? Niente? Quanti No, anni non ti hai? piace Bob Sinclair? No. No, ok. Dicevi? Dico, quanti anni hai? 10. 10 anni. Beh, raga, io a 10 anni non me lo sognavo neanche di Sì, venire davanti a 4 teste di morto come noi a cantare. Teste di Moro sono quelli. Ma quelli sono in morto, Sardegna, è testimone in Sardegna. Noi Già, abbiamo... già l'applauso va per questo. E vabbè, ma considera che sono cambiati. Ma dimmi una cosa, i tempi. come ti sembrano i giudici? Come ti sembrano? Giudichiamo i giudici, Bravi, va. bravi. Bravi, è vero sono? Brava, hai capito Grazie. tutto. Signore e signori, io chiamerei subito Giampiero. Buonasera. E che nonchalance. Buonasera.
Ve lo lascio, è tutto vostro. Sì, no. Ciao Giampiero. Ciao, Sei di? Alcamo. Quanti anni hai? Ma non ti ho detto che venivi Allora, dalla 38. Germania, scusa. Ti dico che vedi, Non, tanta influenzare, strada, non Non influenzare. condizionare il voto di Giampiero. tanta strada, io ho detto. Dai. Allora, quanti anni hai? Scusa. 38. Io ve lo lascio, Sì, lascia, ve lo lascio. Vado Allora, di qua che mi Giampiero, chiamano. io non conosco Tutto vostro. o non capisco bene l'inglese. È un brano inglese, giusto? Sì. Mi yes. ripeti il titolo? Yes, bravo. Perfect. And the Sheeran. Che vuol dire? Perfetto. E il cantante è? And the Sheeran. Lo conosci? Io sì. Tu lo conosci? Sì, sì. Va bene, dai. Ah sì, dai. Fiato alle trombe. Sei emozionato? Un po' sì. Dai. I found the Lord for me, darling, and I remind them follow my lead. I found a girl, beautiful and just sweet. Oh, I never knew we were way somewhere ready for me. Kiss of the fanny low. No, it is what it was. I wanna give you up. Yes, it's time, darling. Kiss me slow. You are the O and O, and your high holding my. Baby, I dance in the dark where you between my arms, barefoot the gas, listening to an affair song. When I heard the war I see, now they're underneath my angel in person. She looks perfect tonight. Baby, I dance in the dark where you between my arms, barefoot on the gas, listening to our favorite song. When I said you do not dress, look at some beautiful. Say that you look perfect tonight. Oh no, baby, I dance in the dark where you between my arms, barefoot on the gas, listening to our favorite song. I don't heard the war I see. Now that we're underneath my window in person, she looks perfect. I don't disagree. You look perfect tonight. Even dark, you've been between my arms, barefoot on the gas, listening to our favorite song. When I said you couldn't see, now we're underneath the angel in person. She looks perfect. I don't disagree. You look perfect tonight.
Bravo. Comunque volevo Incredibile. sottolineare, scusa Luigi, volevo Sì, sottolineare che l'intervento del nostro No, mi faceva impressione collega, questo catetere. col nostro collega che appunto hai curato, Tempestivo. hai curato, è stato tempestivo, ha cantato meglio. Sì, Ha cantato meglio. Sì. Poi un'altra cosa, per me questo non è un brano del 2017, posso affermare stasera con certezza che è un brano attuale di questa sera, sfornato fresco perché Da ride positare. Sì, sì. è nuovo questo brano, non è del È 2017. riuscito a storpiare pure la base. Incredibile. Ma Incredibile. scusami, come mai hai scelto questo brano e non un brano per esempio di Freddie Mercury, visto che hai lo stesso sorriso? Ma scusate, la regia ha un brano di Freddie Mercury? Aspetta, no, vuole farlo a cappella. A cappella, senza base. Jump, un po' più indietro. Lasciate così. lì. Lasciate Un solo po' più Jump. indietro, qua. Un po' più orizzontale pure. No. Dopo, questo dopo. Ah, dopo. Allora, somiglia effettivamente un po' Freddy, a Freddy, eh? Che ne Preciso. pensi, Ignazio? Così a freddo. Ma è A stato. freddo, sì, a freddo. A freddo somiglia a Freddy. No, lasciatelo cantare proprio, fatelo, date Ok, facciamo. Vai. seduto Freddie Mercury. Oggi è martire però, Freddy martire. Vabbè, dai. Vai. Sometimes I feel like God and break and you cry. Nowhere to go, you know the feeling of time again, lonely. So lonely. And leaving you on my own. Come on, baby. Ha fatto pure il provino per il film, eh? E quindi Diciamo che Sometimes I feel like God and break and you tutta cry. proprio. Nobody got enough and within my time again, lonely. Vai. So lonely. And maybe you're my own. The time of being a western day. Benissimo. Effettivamente la scelta è stata che non andava. no. Ora sì. No, ma io vengo per portarvi un omaggio, dici viene sempre a mano vacante, non è vero, io ci ho pensato anche a voi ed è giusto, guardate è un omaggio molto interessante ragazzi, credi? Scusa, io posso avere il pacco intero, almeno scusa. No, vieni Calandra, guarda, non fate i preziosi, ma almeno no, un la lira buona, lancio. la stiamo Ignazio, come sprecando. Guarda, ma questa non si spreca la carta igienica, è una cosa importantissima. Vi sembra un regalo forse stupido? Ma vedi come allungano le mano tutti. Hai visto come me la chiedono? Ma, ragazzi, vedi che c'è crisi e quindi fa bene un po'. Poi serve la carta igienica, ragazzi, serve. Vi siete accorti quanta merda c'è per strada? No. Se ve la portate dietro è importante, ne basta un fogliettino piccolo con quello che c'è per strada. Voi se avete il foglietto di carta igienica vi potete pulire le scarpe. Anche se oggi è più quella che incontriamo e salutiamo, buongiorno pezzo di merda, che è quella che pestiamo. È vero. Ma la carta igienica serve se ve la portate, non è una stupidaggine. Se averla dietro può servire. Quante volte vi è capitato di starnutire e rimanere con sta mano anchilosata consapevole di occupare, no? Che rimane, che se non incontriamo subito un amico, cioè, uè, come va compà? State attenti quando vi dicono uè, come va compà perché è pericoloso. Può servire anche per soffiarsi il naso. E per certuni con la faccia che hanno è meglio un fazzoletto, no? Perché è più intonata. Può servire anche perché, signori, non so se l'avete sentito, ma ultimamente anche un'industria di carta igienica è in crisi. Un'industria di carta igienica è in crisi, ragazzi, è in crisi. A me già sapere che l'industria di carta igienica finisca a rotoli, mi pare veramente che vada a rotoli è un poco bruttina come situazione. Ma la carta igienica, guardate, quando andiamo a comprarla, fanno sti pacchi immensi, no? Belli, grandi, che
è vita quotidiana, la facciamo tutti, facciamo la spesa al supermercato, riempiamo i sacchetti e non riesce a sto pacco per ultimo, quindi avessimo a buttare così. E allora invece ci chiediamo, signorina, le dispiace per mettere nel sacchettino? E la signorina gentilmente con 10 centesimi ci dà l'altro sacchettino, noi lo mettiamo dentro il sacchettino e ce ne usciamo, così non mi vede più nudo la carta igienica, no? E quando camminiamo, perché pare fatta apposta ma crea ilarità. Appena sei così e vedono la carta igienica, subito qualcuno ti va a dire che mangiai ieri sera, che ti smuovi io stomaco, cioè sempre pare che la facesse solo io, la voce pare che non la fanno, la facciamo tutti. Ma prima della carta igienica come facevano? Vi faccio una piccola storiellina, vi racconto. Tu sai che significa bandiera di Cannavazzo? Bandiera di Cannavazzo. Il significato quando si dice sì, una bandiera di Cannavazzo. La bandiera è uno che va a destra e a sinistra, che non ha... Uno che cambia spesse volte faccia, che cambia spesse volte opinioni, dice bandiera. È un Cannavazzo. Ora ti dimostro bandiera di Cannavazzo. Ecco perché. Hai visto? Ci stai arrivando. Io. Allora, prima, quando non c'erano i cessi, c'era un oggetto che si chiamava cantaro. Il cantaro, che tra l'altro era comodo perché tu potevi buttare un rivolere, dici oggi la faccio in un salotto, capito? Oggi la faccio in una cucina, era comodo come situazione. Però poi c'era un posto dove effettivamente stava fisso, che era quasi sempre la cucina. Accanto al cantaro veniva piantato un chiodo di quelli belli enormi, tum, 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 e si metteva uno strofinaccio che noi, come gli spagnoli l'abbiamo presa là, la chiamiamo Cannavazzo, in spagnolo è Canavaccio. A cosa serviva? Si intuisce, no? Si ci puliva con questo strofinaccio, con questo Cannavazzo. Ecco perché il vero significato non è voltafaccia, ma quando ti dicono bandiera Cannavazzo significa che sei un'altra cosa. Ok. Ma bandiera Cannavazzo lo diceva il popolino, perché la gente un poco più aristocratica, la nobiltà, lo chiamava il leopardato, e capirete anche il perché lo chiamava leopardato. Ora avete notato che fanno sempre la carta igienica lunga, fanno la gara fra di loro, concorrenza. Vi ricordate i famosi 10 piani di morbidezza? Ora addirittura arrivano sino allo spazio, no? E io mi domando per quale motivo la fanno così lunga, e non la fanno un poco più larga. Visto che i popò vanno diventando sempre più grossi, ma avete visto che pezzi rari che camminano strada a strada? È incredibile, che poi è inversamente proporzionale, più crescono i popò, più diminuisce la fortuna, c'è qualche cosa che non funziona in questo. Comunque la fanno lunga, e poi vanno a fare un tagliandino così. E io mi domando, ma che fa? Si sono riuniti questi scienziati, pigliare un metro e dissero deve essere tanta? Ma tanta per cui? Scusa, chi sta manco basta per un culetto di un uccellino. E poi uno si sfonda. E allora ci sono quei gesti che facciamo quotidianamente. Con la sbota. Chi lo fa la mattina, chi il pomeriggio, chi la sera come Luigi Chirco, e si mette così, è vero? Quant'è la misura? È vero. Datemi un aiuto, va bene così? Vai. E vai, se seguo la tua portata ci vuole tutto il ruotolo. Cioè, così va bene? Siamo in crisi. Guardate cosa facciamo. Lo pieghiamo, lo ripieghiamo, e lo ripieghiamo. Quasi avevano ragione loro. Ma sempre la stessa misura. Sempre, infatti, quasi avevano ragione loro, anche se si spunno lo stesso, non è che... Ora io dico, perché questa misura? Ci sono voluti anni per arrivarci, ma ci sono arrivato. E me ne sono accorto quando c'erano le elezioni comunali, regionali, e distribuivano le santine. Non so se ve ne siete mai accorti, hanno la stessa misura. Quindi deduco che è l'unità di misura di cui ne piglia poco. Gerardo Di Liberto. Allora ve li presento, quindi, Associazione Musicale Lis. Vedi
ora non posso manco rientrare con tutti questi. Eccoci qua. Bene, benvenuti, ciao. Ciao. Facciamo le domande ora? Siete tutti? O dopo? Come preferite? Le domande, no, beh, hanno i microfoni in mano, dai. Hanno i Ignazio, microfoni, parti. quindi facciamolo ora Parti, così poi... Ignazio, dai, vediamo da dove parti, dai. Ce n'è a tua scelta. Vai. Sempre quella... sinceramente a guardarle già va bene È così. uno c'è bisogno di spettacolo. fare... Poi comunque ti consiglio sempre quelle che hanno il microfono. Però tu a tua scelta, scegli. No, vabbè, dico... Scegli chi vuoi fare la domanda, sempre quella con il microfono. Iniziamo da lei, che la vedo... Salve. Ah no, ce n'è 2 microfoni però. Sì. siamo in 2. Occhio. Ho detto a tua scelta. Ah, a mia scelta però è chiaro. Ciao. Ciao. Come ti chiami? Noi non ci conosciamo. Assolutamente. Perché? Non abbiamo lo stesso cognome, eh? Perché abbiamo... No. non vale, siete No, parenti. ma no, non No, siamo, va, va bene no. così. Immagino sia quindi una canzone fatta con il linguaggio dei segni, giusto? Sì, noi segneremo le parole della canzone, non canteremo. Quindi non canterete, segnerete solamente... Sì. Quindi il Noi- microfono serve per l'intervista in questo caso. Sì, potremmo farla anche dopo. Com'è. E allora, voi siete intanto un'associazione, se ho capito Sì, bene? noi siamo l'associazione musicale, siamo dei volontari dell'associazione musicale. Io ho fondato questa associazione 10 anni fa, ci occupiamo ultimamente anche di musicoterapia e di altre attività nel sociale e questo bellissimo gruppo di volontarie ha in progetto in futuro di lavorare in equipe con scuole, ASP, professionisti del settore per poter fare da trade union con le famiglie in questo difficile percorso dei ragazzi che ne avessero bisogno e aiutarli nella loro maturazione e soprattutto nel processo di inclusione. Bellissima questa Quello che iniziativa. volevo dire Ciao, io- intanto ti chiami? Noemi. Noemi, piacere. ciao. Ciao. Buonasera a tutti. Ciao. Quello che volevo dire io, che già è stato anticipato, è che appunto noi questa sera proponiamo una canzone tradotta in LIS, ovvero la lingua italiana dei segni. E quello che vogliamo fare è abbattere una delle prime barriere della comunicazione, che è appunto la sordità. Abbiamo deciso di proporvi una canzone che è a modo tuo, scritta da Ligabue e poi portata al successo da Elisa. Abbiamo pensato a questa canzone perché ascoltandola ci siamo immedesimate in quello che potrebbe essere il nostro futuro mestiere, e immaginandoci non come un genitore che vede crescere un figlio, ma come appunto un educatore, un assistente, un maestro, chi per lui, che nonostante la disabilità gli dice appunto a modo tuo andrai e supererai tutto, ce la farai, nonostante le cadute riuscirai a rialzarti. Questo è il nostro messaggio. Lodevole. Complimenti. Scusate l'emozione. Avete bisogno dei microfoni? No. No. Quindi mandiamo l'assistente a ritirare, così vi potete... C'è qualcuno sul palco per... Sappiamo già cosa fare. Ah, sapete già cosa Sappiamo fare? già cosa fare. Addirittura. Guarda. Allora noi non sappiamo cosa fare. Mai. Noi, Mai. mai. Sarà difficile diventare grande prima che lo diventi anche tu che farai tutte
lasciarti al mondo e tenere un pezzetto per me, e nel bel mezzo del tuo giro tondo non poterti proteggere sarà difficile, ma sarà fin troppo semplice, mentre tu ti giri e continui a ridere. Allora io devo dire subito, e poi vabbè, i commenti sono superflui, voglio dirvi una cosa: avete qua di fronte una persona che ha a cuore questo tema e tutto il tema che riguarda l'handicap. Non mi vanto, io non le dico mai, forse non lo sanno nemmeno loro, però io nel 2008 e 2006 e 2010 sono stato il direttore artistico e l'autore dell'Handicap Day nazionale che si è svolto a Piazza del Popolo, Cremita, con illustri personaggi dove abbiamo scoperto la Azzori, la ballerina senza braccia, che l'ho fatta ballare insieme a Paganini, con Renzo Arbore, con Giorgia, con Salemme, con la Cucinotta, tutti quanti aggregati con persone con disabilità. E di questo io me ne vanto tantissimo e ho preso veramente a cuore tutto ciò che è la disabilità, e tengo a dire una cosa, che la disabilità non è tanto dell'individuo in se stesso, è anche di tutta la famiglia, di tutti quelli che ci stanno dietro, che sono completamente ignorati, è un mondo completamente dimenticato. E lo slogan che mi inventai allora era una gomma, vi ricordate quella della Pelican rossa e blu, con la scritta "cancelliamo l'ignoranza", perché la vera disabilità è l'ignoranza. Allora è lodevole quello che state facendo, devo dire anche che siete riuscite ad emozionarmi, e quindi veramente vi faccio un applauso. Andate avanti e di cuore, andate avanti, perché è giusto portare avanti queste iniziative. Io da parte mia emozione pura, ho quasi pianto, anzi ho cercato di trattenere le lacrime più che, per cui vabbè, ti faccio ridere subito io. È una cosa che anche questo non sa nessuno, qualche giorno vi porto la pagella. Io la quarta elementare l'ho fatta alla scuola sordomuti. Picchi, la stava a sbattere meglio, ci grittero, e sinceramente ho passato un anno alla scuola sordomuti. Gerardo, tu mi stai sorprendendo sempre di più, per cui che dire, ragazzi, complimenti. Comunque grazie ragazzi, siete state veramente eccezionali, veramente bravi. Qualcosa che non torna, c'è qualcosa che non gira, tutto il giorno, tutta sera che ci penso su. Non è mica una scemata, ma da quando sei andata c'è qualcosa che non torna se non torni tu. Solo con te stavo bene con me. È proprio vero che a qualcuno tu dai più importanza quando non l'hai più. Lo sto imparando oramai.
te ero sicuro di me, non lo sapevo ancora. Apro il frigo, cosa cerco? Sfoglio un libro ma non leggo. Cosa ho inciso su quel nastro? Non ricordo più, no. Tutta questa confusione certo ha una spiegazione. È una specie di disastro se mi manchi tu. Solo con te stavo bene con me, incasinato io così non sono stato mai, e l'ho capito dal momento in cui sono rimasto solo te. E l'ho capito dal momento in cui sono rimasto solo. Complimenti. C'è qualcuno alla porta, ho sentito dei rumori. C'è qualcuno lì di fuori, vuoi vedere che vieni dentro, non mi importa cosa, quando, dove, come, è stupendo stare insieme solo con te. Solo con te, solo con te. Solo con te. Grazie. Grazie a te. Già. Pietro. Ma dico io, con tanti karaoke che ci sono in giro, uno prende... Pietro, solo una cosa. Pietro, Intanto, mi ricordi il dimmi. cantante? Io la cantavo, ma non ricordo chi la cantava. Ramazzotti può essere? Ramazzotti. Sì, ma Ramazzotti la canta diversa. Sì, sì, in un'altra tonalità, molto diversa. con un'altra voce. Sì. No, ma lui comunque ci Mi andava. sembra giusto. Allora Pietro, ti posso dare solo un consiglio? Certo. Bastava secondo me cantarla a mezzo tono più bassa, perché secondo me nelle fasi acuti ci arrivavi un po' giusto. Per il resto il brano a me piace tantissimo, Mi hai fatto e ritornare quindi un mi hai po'. fatto cantare, forse uno dei dire pochi quasi brani che io ho bambino. cantato da quando facciamo Hospital Show. Secondo me un consiglio che ti do: Certo. basta mezzo tono, secondo me puoi dare ancora di più di quello che hai dato. Io invece ho visto con quale nonchalance si è liberato del... Sì. subito. Comunque dopodomani c'è il karaoke, vieni Ma poi da una me, cosa, ti posso scusate cantare. ragazzi, solo questo qua un'informazione. Eravate messi d'accordo il fatto che lei entrasse e tu Sì, li ho fatto entrare io, ho detto ora è il momento. Perché tu sapevi il testo del brano, per No, cui lui l'ha così dedicato a finiva lei, ora prima. noi siamo in due, siamo in tre, no? Finiva prima
che poi è finito tutti sul palco, tipo da solo. Da solo non c'è stato un trionfo. C'è neanche i finali migliori di Da essere Bobby solo Però- ed eravamo 4 amici. Però al bar. una volta me la deve fare solo con te. No, Dai, ti prego. Queste dai. cose fatele dietro. Una volta sola. Va bene, un dai. pezzettino di solo con te. Vuoi mettere un po' di solo con te, Non ci regia? riesco a fartela. No, non ci se Di vota nuovo? sempre Andrea Banna, se vota, quindi è più forte di lui. Vediamo, Di vediamo, nuovo? dai, facciamo. Dai. Ci Ormai- spiace Vincenzo. La cantiamo tutti assieme sto solo? Ritenta, sarai più fortunato, Vincenzo, sì. Da dove Allora. vieni, Fabiano? Da Alcamo, Tutti da Alcamo. Che fai nella vita? studio. Che cosa? Vado al liceo musicale di Alcamo Ah, e poi a parte studio canto privatamente. che cosa privatamente? Pop, canto pop. Ah, pop, ho capito. Pop. Noi dovremmo studiare corn, no? Facciamo popcorn. Va bene, un'altra freddura. Io Ignazio, passaci sopra. vado in bagno a questo, alzo la mano. vado in Troppo bagno. fredda era questa? Sì. Abbastanza, però vabbè, si può quareare. Non è Popcorn, sì, posso. Va bene, non ci Guardate fare che caso. Cosa ci canti? Amore, unico amore di Mina. Facciamola cantare subito perché vedo che è emozionatissima. È si emozionante. tocca la Strano, pancia. strano. Non vorrei che Molto utilizzasse strano. la carta igienica che c'è in No, giro. no, quella sta per noi, non la dare più a nessuno, anzi. Allora, hai detto? Amore, unico amore di Mina. Amore, unico amore di Mina. Va bene. Dove non ho più parole inizi tu, dove tutto può accadere, dove la via tra il bene e il male non si distingue più. Amore in tutti quanti i sensi, amore mio, amore figlio di altri tempi, amor dal cor che si commuove, amore, amore, amore mio. Non so quant'è che io ti cerco e neanche so se ti ho incontrato, perché è difficile capirlo quando qualcuno è innamorato. Amore ad ogni costo, amore libero, così bugiardo e così vero. Amore senza una ragione, senza via d'uscita, impossibile padre e padrone della nostra vita. Amore vento nelle mani, amore di parole al vento, che aspetti a stringermi tra le tue braccia. Amore mio, dove non tramonta il sole esisti tu, dove tutto può accadere, dove la via tra il bene e il male non si distingue più. Ti avevo già e ti avevo perso, ti ho maledetto e ti ho sognato, ho alzato i pugni contro il cielo, però ti ho sempre perdonato. Amore ad ogni costo, amore inutile, ma dillo ancora che ci credo. Amore senza una ragione, senza via d'uscita, impossibile padre e padrone della nostra vita. Amore
Grazie. Una cosa che mi viene subito, e penso che non ho visto una mina in te, nel senso hai fatto tu il brano, la tua interpretazione, penso, no? Questa è almeno la mia sensazione, per cui non hai copiato Mina ma hai fatto il brano tuo. Va bene. Sì, che io poi preferisco comunque chi canta in modo originale e non copiare quello che già è stato fatto, perché già se è stato fatto che senso ha rifare la stessa cosa, quindi vocalmente parlando diciamo. Sì, vabbè, ma anche ma hai la fatto scelta, un'altra cosa? anche la scelta del brano è stata ok. adatta, perché comunque non è uno dei brani più famosi di Mina, quindi il paragone Sì, ma io non viene subito. Cercavo di capire, di sforzarmi per capire la Mina che interpreta questo brano. Infatti, Non riuscivo ad a sentirla accostarlo. neanche io. Va bene, complimenti comunque. Gerardo? Grazie. Bravo. No, brava. Grazie. Brava, Buonasera. Ora lo ammazzo. Cosa fai? Lo puoi fare ora e poi canti. No, ti cosa votiamo- hai detto? Non ho capito, è un pazzo, ora l'ammazzo, no? Lo ammazzo. Ah, lo ammazzi. Sì. Ok, se lo fai subito ti diamo 10 e Subito, vai in guarda. finale. In finale direttamente. Lo faccio Colpo dopo. sicuro, Golden Buzz. Cosa Gol dobbiamo... d'ammazzo, gol d'ammazzo. Vabbè. Dicevamo? C'ha la coda. Sono Miriana, perché non l'ha detto. Ok. Canto un inedito, un'altra volta si intitola. Fa parte del CD. Ma già l'hai cantata? No, E come mai la canti la un'altra canto volta? un'altra volta. In una vita parallela l'avrò già cantata. Cioè, tu scrivi? L'influenza di Luigi questa. Scrivi tu? Sì, le canzoni le scrivo io insieme col mio ragazzo, appunto poco fa Daniele Desni ha Ah, annunciato l'uscita del CD. Daniele è il tuo ragazzo. Sì. Allora stasera siete in competizione E pure. questo è un brano che fa Ma noi, parte sai del- cosa dobbiamo fare, Maurizio? Uno lo facciamo andare in finale. Stavo parlando, a match partner. Certo, ma la sei match partner. cattivo, sei cattivo. Bello. Sono i meccanismi dello spettacolo. Sì, è vero, è vero. Voglio vedere cosa succede dopo. Permesso. Prego. Dicevo, questo è un brano che fa parte sempre del CD che Sì, uscirà. l'ha detto Sì. già, tu eri E disattento. quindi, e poco fa invece il tuo fidanzato ha cantato una cover. Sì, io sto volendo portare un inedito perché preferisco essere me stessa quando canto. Notti insonni non basteranno a dirti quanti treni ho perso, ma torneranno. Il mio karma adesso è sano e salvo, nonostante tanta gente ci ha provato ad ingannarlo. Ho sempre scelto meglio, ma dopo ogni sbaglio di tutta questa merda mi è rimasto solo un taglio. Ho detto di essere cresciuta qualche tempo fa e un'esperienza ha confermato che la verità sembrava semplice restare fuori, ma se soltanto mi parlava poi vedevo anche i colori. Resterò per sempre più lontana dalla gente, perché adesso anche un bimbo se poi non gli piaci mente. Un giorno ho fatto un bel discorso con me stessa, lei era l'unica che per un po' mi dava retta. E ho conosciuto la paura di restare al buio soli, ma poi ho capito che dal buio nascono anche fiori. Ho smesso di pensarci, ma oggi un giorno no, avevo fatto delle scelte che non ti dirò. Se questa vita porta un senso, per me invece no. C'è stato un attimo di buio, ma rilascerò. Quel giorno ho smesso di pregarlo e lui non l'ha scordato. E se mi piange il cuore adesso tu non darmi colpa. Rifugio questo strappo e sono in piedi un'altra volta. Sono in piedi un'altra volta. Quando la vita ti dà addosso tu non stare accanto, perché in passato ti ha tradito a chi tu avevi dato tanto. Non c'è guerra, non c'è inganno, qui giace ancora lei che per amore ha fatto tanto. Cercando una risposta che non arrivava mai, decise di ascoltare chi non era più nei guai. Ogni volta che ti amavo poi spegnevo il resto, avrei voluto darti ancora ma era troppo presto. Se un giorno io riuscissi a entrare dentro questa porta, proverei a restare dentro ancora un'altra volta. E se il sole non splendesse più neanche domani, non ci provo neanche a dirti almeno tu rimani, perché il mio posto bacia terra e il tuo sta sopra i piani. Non te l'ho chiesto tanto lo sapevo che restavi. Avevo smesso di pensarci ma oggi un giorno no, avevo fatto delle scelte che non ti dirò. Se questa vita porta un senso per me invece no. C'è stato un attimo di buio ma rinascerò.
sbuccio questo strappo e sono in piedi un'altra volta. Sono in piedi un'altra volta. Grazie. Partiamo da Ignazio. Brava, anche se sono stato un po' catturato dall'atmosfera generale del brano, no? Però ti devo dire che questa è una critica positiva. Avrei voluto capire di più di quello che dicevi, nel senso molte frasi mi lasciavano perdere un po' troppo dentro i miei pensieri, quindi c'era un drive che non era centrato, cioè completamente centrato, e da come scrivi e da quello che cantavi e anche dalla melodia e dall'arrangiamento, comunque il pezzo può avere ancora più drive, secondo me. È solo una questione di... Vabbè, tu sei giovanissima comunque, quindi... 20 anni. Voglio dire, comunque brava veramente. Grazie. Allora Diego, tu sei... Lui non si è truccato, capito? No, io non sono truccato. Tu sei un esperto con le aste? Con le aste. Dai un'attrezzata. Allora, vediamo. Hasta la vista, hasta la... Vediamo. No, ma se volete cercare lui su internet, sui social, giusto le aste. Io vorrei... scrivete hashtag Diego. Questa era carina però. Guarda, te lo faccio, questo te lo faccio. Grazie. Va bene anche così. Diego, anche meno. Siccome vedo l'asta un po' storta, non vorrei tu avessi problemi di scoliosi. No, e poi dice che cantava male. lordosi. Adesso per far vedere che le differenze non ci sono, ci scambieremo i camici. In diretta? Certo. Va bene, Per fare vedere che sul palco dobbiamo... si può mettere una base sotto i piedi perché non ci arrivo intanto. Sì, e poi canti con la base. Enzo, ciao. Va bene. Non sei di parola. Va bene. Diego, sì. hai problemi con l'asta? No, va benissimo. Io penso che non dovevamo arrivare a questo comunque. No. Anche meno. Ancora peggio. Ma in realtà è Superman lui. Isa, ok. Ora sì. Ricoveralo. Comunque qua qualcosa sta andando... Vabbè. Sì, stiamo andando fuori. Dicevo, No, va bene. non hai problemi con l'asta, giusto? Assolutamente. Andiamo a noi, Diego. Cioè, eravamo trash. Ora siamo ora più trash. proprio- Ora siamo trash uno. Gerardo, dammi la carta igienica, va. Comunque eravate 4. Non eravate 3. Già. Lui comunque si impegna. Trash più il concorrente. Meraviglioso. Bene. Va bene. Accertato che Diego non ha problemi con l'asta, Ok, che quindi- cosa fai, Diego? Non era quella di prima che doveva cantare? No, ok, scusa. Scusa Luigi, ci lasci... Pensavo si volesse spogliare lui. No, Puoi dare un assolutamente. po' di assistenza all'infermiere che ho visto? Andiamo che ti assisto. Prego. A Vincenzo. A Vincenzo deve assistere? Assisto. Ah, mi stai a casa, scusa. Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti appartiene. Tutto il mondo tasta, perché non resta. Ma dove basta? Devo ripetere. Scusate. Lo dicevo che È l'asta. Vogliamo aggiustare l'asta di Diego, perché uno che canta in pendenza, Sì, se no ci vado io. Io l'asta la toglierei. Diego, Ma Diego, scusa, ecco, per me... ecco. Hai capito? Luigi, te Aspetta, la però, porti l'asta? Che devo fare? no, Vado via? Faccio il salto con l'asta? si va via. Lascia stare. Lascia Arrivederci. Stiamo peggiorando. Lascia stare, stiamo peggiorando. Lascia stare. Un'asta last minutes questa.
cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti va bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che agli incroci ti suonava il clacson. Non mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile, una generazione che non so discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò, non dormirò. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò e non lo so. Quanto è bella la campagna e quanto è bello bere vino, quante donne abbiamo guardato abbassando il finestrino. La ricchezza sta nel semplice, semplice, nel semplice sorridere in un giorno che non vale niente. Sembra un po' il secondo tempo di una finale da scordare, come un taxi alla stazione che non riesci a prenotare. Siamo ostaggi di una rete che non prende pesci ma prende noi. Nonno, sogno sempre prima di dormire, cerco di trovare un modo per capire. Corriamo tra i sorrisi dei colletti giusti, ma se cadiamo a terra poi son cazzi nostri. La vita adesso è un ponte che ci può crollare, la vita è un nuovo idolo da scaricare. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò, non dormirò. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non lo so e quindi mi tengo stretto addosso i tuoi consigli, perché lo sai che qua non è mai facile per chi fa muso contro. E ancora e quindi per ogni volta che dovrò sentirti chiuderò gli occhi su questa realtà. Nonno mi ha lasciato dentro un mondo a pile, una generazione che non so sentire, ma in fondo siamo storie con 1000 dettagli, fragili e bellissimi tra i nostri sbagli. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò, non dormirò. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò, non dormirò. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò e non lo so. Dimmi. E allora, vuoi un consiglio? Sì. La prossima volta fai Finché la barca va di la Oriente migliore Aperti così sciogli tutta questa tensione. Perché Assolutamente. io ti conosco come artista, so quello che vali, so quello che sei, ma ti ho visto veramente troppo emozionato, ti ho visto quasi tremare, quindi o senti troppo questa canzone... Assolutamente sì. C'è un motivo, se lo puoi dire? I ricordi vanno giustamente al nonno. E quindi vanno al nonno, vanno alla nostra realtà, vanno a quello che noi abbiamo davanti per adesso e per il nostro futuro, quindi sono tante. È una canzone che prende dentro. Assolutamente, assolutamente. Va bene, Gerardo. No, mi ha emozionato. A me queste cose mi emozionano, non riesce a cantare, poi ci riesce, poi la canta bene. Quindi poi è stato si per fare impegna. alzare il voto alla gente. Tutta una combina, capisci? Ora non poteva parlare neanche al microfono. Sì, ora. sì, Guarda, gli veniva proprio difficile. Invece Ignazio, tu giustamente lo sai, salire sul sì, palco e... Diego ci conosciamo, quindi non è che lui è sempre uno che
ogni volta che canta si vede che comunque lo ama quello che sta facendo, quindi c'è poco da dire, bravo sempre. Quindi ogni canzone fai così? No, assolutamente. Assolutamente. No, infatti è strano questo, perché ripeto, come artista lo conosciamo. Va bene. Che dire, Diego? No. Bravo Diego! Grazie. Bravo, Però- bravo. Allora, eccoci di nuovo qua. Chi non lo sa, io studio tasciologia, opiniologia, come chiamate voi, eccetera, eccetera. Mi occupo di cose abbastanza tasce del nostro popolo. E una delle cose che sicuramente è tasce è il matrimonio. Dici, ma come mai picchi il matrimonio è tasce? Non è tanto il tasce il matrimonio, ma io adesso focalizzerò l'attenzione su una persona che è presente sempre in ogni matrimonio, e voi potete essere la coppia più fine al mondo, ma se trovate il fotografo tascio siete consumate. Ed ecco che vi ritrovate con fotografie dove, come in questo caso, vogliono dare sempre, vi le regalano poi per portarveli a casa quelle grandi poster e danno un titolo come se sono delle opere d'arte, come forse questo vorrà dire che il matrimonio, se è attento, è un temporale. E così ho messo anche la foto della macchina, perché nei matrimoni di oggi la macchina deve essere sempre più lunga. Se mia cugina l'aveva di 9 metri, io me la devo affittare di 13 metri. Ho messo questa foto perché nel mio libro Tasce è bello racconto realmente di un fatto accaduto, veramente, della tizia che manco farla apposta, si chiamava Natascia, che si affettò a una macchina di 13 metri, praticamente un vapore, dimenticando però, non so chi è di Palermo qua, che la chiesa era casa professa, praticamente una stradina dove non riesce a entrare nemmeno con una 500 vecchia, figurati con questa. E infatti l'autista l'ha lasciata nel corso Vittorio Emanuele, la sposa si pigliò vestito sui ticchi, arrivò in chiesa a piedi, tutti i parenti appena vettero arrivare a piedi dissero: miserabile, manco la macchina ti affettarono. E chi aveva un vapore così. Andiamo alle posizioni che fanno assumere i fotografi. Questa è una delle più classiche, maschietto sempre con la gamba alzata così, parino sciarriate prima da cominciare. Lei si scorda, il fotografo, che ha un tacco almeno di 20 centimetri e sta un po' con bilichio messo all'albero. Ma questa è una delle classiche, ma c'è la novità. La novità è che oggi, guardate qua, lo sposo, c'è un divano, ma lui è seduto per terra con occhiali da sole e sigaretta. Cambiamo matrimonio e troviamo un altro seduto per terra con occhiali da sole e sigaretta. E andando avanti ne troviamo un altro in cucina, ma sempre seduto per terra. Così come questo, fuori da porta, prima da cominciare, con occhiali da sole e sigaretta. Quindi a quanto pare lo sposo va per terra. Ma anche la sposa non va via, anche lei fuori di casa prima di incominciare, seduta per terra. Quest'altra che accivunciare i piedi prima di cominciare, seduta per terra, con occhiali da sole e divano posizionato dietro come appoggio. Anche quest'altra è stinnicchiata per terra. Quest'altra è sdivacata per terra. Quest'altra accivunciare i piedi pure Ida prima di cominciare, sempre seduta per terra. E ne potevo trovare ancora. Questa fa la bomboniera seduta per terra. E si continua sempre con 2 divani, no signori, seduta per terra. Chi stavo già no tappito, sempre per terra. E quest'altra fa la cassata con un divano ma seduta per terra. Anche quest'altra, come vedete, occhiali da sole e seduta per terra. Quindi anche le spose vanno sedute per terra. Ora, se c'è qualcuno che si deve sposare o c'ha degli amici che devono sposarsi, c'è, ecco, la signorina del perfetto, chiedilo a me, io ho trovato un fotografo che esce fuori dal coro. Uno che sicuramente ha una fantasia eccezionale, è una novità, è eccezionale, è estroso. Guardate dove mette la sposa lui. E voilà. Bellissima. Alcuni mi hanno detto: ma no, questo è un fotomontaggio. Ma che fotomontaggio? Guardate qui, guardate lei l'espressione, la preparazione, immagino. Voi pigliate pulizia, su per l'armadio, piglia a scala, acchianaci, sì. È preoccupatissimo, dice: ma quando finito? Ora, per chi non ci crede che questo fotografo, non ci credete? Eccola qua. E nell'altra versione, come sempre,
E quindi praticamente è il caso di dire, se vogliamo dare i titoli come fanno loro, che è veramente la donna è mobile. E allora, a proposito di mobile, andiamo anche all'arredamento, che può essere un po' tascio. Ora, per carità, questo divano magari messo nella giusta situazione può anche non essere tascio, o quest'altro è un po' luttuoso, ma insomma, potrebbe anche andare bene. Ma io volessi sapere quel che si inventò sto lampadario che non me ne metto. Nel stanzeletto faccio malafiori, no soggiorno, non ne miei. Ma poi io dico, porca miseria, io posso capire mentre lo facevi, non te ne addonassi, ma poi finissi, l'hai appizzato, ti ricorda vagamente qualche cosa. L'unica cosa che posso pensare è che questo non vedeva un cazzo, scusate la volgarità, ma è l'unica cosa che mi è venuta in mente. Oh, ci manca lo ciriveddo, perché la mancanza di ciriveddo fa scrivere certe cose strane. Cerco ragazza, mi sento solo. Passo uno e ci scrisse: o pezzi babbo, non c'è su rimasco la cerchi. Perché effettivamente questo non ha usato il cervello. Come non usano il cervello, come quello che mi fa impazzire, se la cosa parte dal computer, poi c'è il progetto grafico, poi va a finisce al supermercato e io mi ritrovo l'anticacare via Calle. Quindi a posto Ruby Mix ne mi piglio via Calle. Oh, questo qui, mi ritrovo all'OVS, la maglia elasticazzata. Ma come si fa? Uscire viedo non è. Ora io dico a tutte le banne lo puoi chiamare pull, ma da noi no, la chiamare maglioncino, perché poi viene fuori una pull a 19 euro e due a 29. E poi caro Calandra andiamo a pigliare lui perché ne conviene. Conviene. Questa usate il cervello. Orario di apertura, apro quando arrivo e non ci può dire niente. Quest'altro poveretto, perché c'è l'italiano che nella tasciuba vende la lasagna a 4,80 euro a porzione. Sì. Fa passare uno e c'è per dire guarda che non si mette l'H nella lasagna e io ce l'avevo e adesso la lasagna sempre a 4,80 euro a porzione. Come questo signore qui che vende la pizzetta al taglio normale 2 euro, per celtici e senza glutei 2,50 euro. Quindi questo per vendere una pizzetta va a trovare un irlandese senza culo, insomma non è che è una cosa. Questo è splendido perché dice pericolo, no toccare cavi scummigliati, alt. Attenzione, se li toccate andate a vivere nel paese dove stanno tutti a pancia all'aria. Lo traduce in inglese. English, for tourists, stay alert, cave electric scummigliati. Danger mount and cemetery. Don't touch the cave. Understand? Io a Penuccio l'elettricista mi puittasse a casa e ci facesse tradurre il so che è. Spettacolare. Ora non siamo capaci a scrivere manco 4 lettere una appresso al navoggio. Chi stipò, lo capisco, se passi stipe sicuro, non è che. Ma non è che solo quello, anche c'è una S sotto sopra, stop, chi era un po' combriaco, come questo, pot, bellissimo. O come questo, sotto per fare un detersivo da leonneito, ancora da sotto. 4 le 4 non li sanno mettere insieme. Soppte, c'è ancora a cosa fa? Soppte, è difficile scrivere. Questo invece si spicciò. Strada chiusa da lì a là e non se ne scorre più. Bellissimo. È meglio, è inutile. Ma non è che siamo pure i giornali, pure i giornalisti stanno a sbagliare. Ora ditemi se è normale scrivere cinese ucciso a coltellate. È giallo, ma va, che novità, che cosa strana, muore prima del funerale, ma vero, ma come può essere? Trovato morto prima era vivo, ma vedete che sono di combinazioni. Ora, ho trovato un epitaffio, vi prego Calandra, La Colla, Chirco, segnateli, segnate e quando sarà fatelo perché è bellissimo. Qui riposa, ascoltare, vabbè, qui riposa la mia amata suocera, Lonza Giurga Gertrude. Signore, questa è la frase un po', Signore,
ricevila con la stessa allegria con cui te la mando. Una favola da copiare immediatamente. Ora, seppure la Chiesa, per carità, è italiano, ma nel complesso della frase non suona tanto bene, perché io leggo 65esimo anniversario della erezione a parrocchia, non si può niente. Quindi significa che non c'è più religione, e per salvare tutto forse ci vuole un miracolo. Ma state tranquilli, il miracolo sta arrivando, perché Gesù è il risotto. Prego i signori giurati di venire qua. L'infermiera e l'infermiera, venite qui. Tutto il pubblico, in piedi. Adesso dobbiamo fare un rito propiziatorio che porterà bene, quindi non pensate più o mutuo e bollette o telefono, a tutte quelle cose che costano, alla rata della macchina. Pensate a cose positive, che da domani possiamo andare finalmente a mare. Pensate solo positivo, seguite i miei movimenti. Chiudi fontanella, prendi l'energia, mettila di qua. Apri fontanella, chiudi fontanella, prendi l'energia, mettila di qua. Anca, gira anca, gira anca di qua. Gira tendine, ancora, gira anca, gira anca di qua. Gira tendine, apri fontanella, chiudi fontanella, prendi l'energia, mettila di qua. Apri fontanella, chiudi fontanella, prendi l'energia, mettila di qua. Anca, gira anca, gira anca di qua. Gira, di nuovo. Gira anca, gira anca di qua. Gira, balla. Gira costola, giù, gira costola, giù, gira costola, giù e giù. Di nuovo. Gira costola, giù, gira costola, giù, gira costola, giù e giù. apri fontanella, chiudi fontanella. Tutti giù, cucciolo e via, no. Brave. Potescio. Bene, passo il microfono. Eh sì, diciamo siamo arrivati alla fine della puntata. Siamo tutti curiosi di sapere com'è finito, quindi invitiamo intanto tutti i concorrenti, tutti i partecipanti a salire qui sul palco. Cogliamo ancora una volta l'occasione per ringraziare tutti i cameraman, lo staff di Alpa 1, il pubblico, la Futura, ringraziamo la Eventi Service, la GB Immagine che cura le fotografie, ringraziamo Ignazio Lacolla Grazie a voi, per grazie averci a voi. dato questo piacere, tutto lo staff di Hospital Show. Che dire, dai. Siamo pronti? Vogliamo spicciare il momento, aspettiamo. è il momento. Ma Era intanto il momento- possiamo spicciare? No, non l'ho fatto neanche io. Come? Ho voluto mantenere la carpetta chiusa proprio per leggere in anteprima insieme a voi. Si può dire a voi? A voi. Siamo tutti? Continuano ad arrivare. Ok, ringraziamo anche Salvatore Perrone che è un uomo indispensabile per tutto il programma Hospital Show. E allora io... Lo vuoi fare tu, Ignazio? No, Troppa responsabilità, troppa responsabilità. Partiamo da te. Dai, vediamo. Allora, il secondo. Allora, Secondo il secondo classificato è Diego Blonda.
Asta, si può dire asta? L'asta porta bene. Allora, invece sì, ci sta tutto. Il primo classificato, l'associazione Musiche, Grande. che volano direttamente insieme a Diego in semifinale. Quindi un saluto da parte nostra, da tutto lo staff. Arrivederci alla prossima puntata. Arrivederci. Ciao. Allegria, allegria. Thank you.